Protesta stamani dei sindaci e degli agricoltori contro la grave crisi idrica presso la diga Castello a Bivona. Chiedono di utilizzare l'acqua dell'invaso per usi irrigui. Il cartello sociale di Agrigento chiede un incontro durante la manifestazione del prossimo 1 giugno per l'acqua al sindaco Franco Miccichè. Sarà sospesa parzialmente la tratta ferroviaria Agrigento-Palermo per lavori di manutenzione. I passeggeri scenderanno a Roccapalumba per proseguire in pullman. Appello del segretario regionale della CNA Giglione ai candidati alle prossime elezioni europee. La politica ascolti le nostre proposte. Soddisfazione espressa dagli amministratori locali per il finanziamento dell'impianto di illuminazione dello Stadio Esseneto previsti nei fondi di coesione. Il prossimo 1 giugno nuova edizione di Mangia e Passia, Ioppolo Giancaxio, si inizia alle ore 17. Restituita alla comunità l'Officina delle Tradizioni Popolari Siciliane che il Valdagragas ha donato alla città, nuova sede presso la Biblioteca La Rocca. Buongiorno, benvenuti con l'appuntamento odierno del nostro telegiornale TVA Notizie. Questa mattina la comunità di Bivona ha manifestato contro la grave crisi idrica che minaccia l'agricoltura locale e il futuro del paese. Gli agricoltori bivonesi, insieme al sindaco Cinà e all'amministrazione comunale, hanno organizzato una protesta presso la diga Castello. All'evento hanno partecipato anche diversi sindaci del territorio. Abbiamo intervistato lo stesso sindaco Milko Cinà. Sindaco, questa mattina una manifestazione di protesta a Bivona per la crisi idrica che ha visto la partecipazione di tanti suoi colleghi ma anche di tanti agricoltori? Assolutamente sì, c'è grande apprensione soprattutto degli agricoltori del comparto della pesca a Bivona ma anche degli agrumeti dell'arancia DOP di Sebera. Noi chiediamo fortemente che l'assessorato all'energia dia la disponibilità di risorse all'autorità del bacino e quindi al consorzio di bonifica per mettere immediatamente in campo le irrigazioni che consentano di poter dare i benefici agli agricoltori. Se questo non avvenisse noi rischiamo di perdere sia la produzione e sia anche gli impianti delle pesche. La dotazione di cui noi abbiamo bisogno è una dotazione di 700.000 metri cubi d'acqua, che è niente rispetto al quantitativo che c'è in questo momento nell'invaso, che è di 9 milioni. Quindi noi chiediamo all'assessorato all'energia di sbloccare immediatamente questa situazione e venire incontro alle esigenze degli agricoltori. Lei ha anche minacciato di restituire la fascia di sindaco? Assolutamente sì, se questo non avvenisse, siccome la comunità di Bivona si basa per il 70% è monoreddito e il reddito proviene dai proventi dell'agricoltura, a questo punto noi siamo un'area interna dove abbiamo una viabilità del terzo mondo, dove abbiamo una distanza rispetto agli ospedali più importanti di 1 ora e mezza, non possiamo permetterci di perdere l'unica economia importante di questa comunità, quindi andrò a consegnare la fascia direttamente al presidente Cimani. I rappresentanti del cartello sociale di Agrigento, Don Mario Sorci, Alfonso Buscemi della CGIL, Gero Acquisto della UIL e Paolo Ottaviano della CISL inviano una richiesta di incontro al sindaco Miccichè durante la manifestazione del prossimo 1 giugno per la mancanza di acqua, il servizio. I rappresentanti del cartello sociale di Agrigento, Don Mario Sorci, Alfonso Buscemi della CGIL, Gero Acquisto della UIL e Paolo Ottaviano della CISL inviano una richiesta di incontro al sindaco di Agrigento Franco Miccichè. Sabato 1 giugno è stata promossa una manifestazione popolare per richiamare l'attenzione degli enti competenti sulla situazione idrica del nostro territorio, che in vista dell'estate si presenta in termini già emergenziali. Il corteo, alla fine del percorso, sosterrà brevemente davanti il Palazzo di Città. Le chiediamo in quell'occasione di avere la cortesia di ricevere una piccola delegazione per dargli modo di illustrare le motivazioni dell'iniziativa e di rivolgere alcune sollecitazioni alle quali potrà rispondere successivamente dopo aver consultato chi a diversi livelli
è interessato a garantire un servizio idrico adeguato per soddisfare le esigenze della famiglia, del mondo delle attività produttive, con particolare attenzione al comparto agricolo. Nuovi disagi per i passeggeri che prenderanno il treno Agrigento-Palermo, sarà sospeso il transito fino a Roccapalumba-Alia, poi si proseguirà in pullman, ciò per consentire gli interventi di manutenzione alla rete elettrica, il servizio. Nuovi disagi per chi usufruisce della rete ferroviaria da Palermo verso Agrigento. Infatti, nel pieno periodo estivo, dall'8 giugno all'8 settembre, i treni che partono da Palermo per raggiungere Agrigento e viceversa saranno sospesi con notevoli disagi per i pendolari e sicuramente non incentivano i turisti ad arrivare alla città dei templi. Le corse si fermeranno a Roccapalumba, dove si potrà procedere con i bus. In piena estate, con le temperature alte, tali disservizi si traducono in veri e propri disincentivi per i turisti. A breve Agrigento sarà capitale italiana della cultura, pertanto i mezzi di trasporto andrebbero potenziati e la programmazione per la manutenzione straordinaria delle ferrovie andrebbe monitorata e programmata nei periodi di bassa stagionalità. È già difficile raggiungere Agrigento per chi arriva da altre regioni a causa della mancanza di aeroporto e reti autostradali, così come è difficile per i pendolari viaggiare giornalmente imbattendosi in mille di servizi. Che possa una volta per tutte essere potenziata la rete ferroviaria e fare in modo che arrivare alla provincia di Agrigento non diventi un'odissea. Su questo importante argomento interviene Roberta Lala, coordinatore cittadino di Italia Viva. Dico che questa soppressione, questa sospensione del servizio, soprattutto nel periodo estivo, si trasforma in un disincentivo per i turisti a raggiungere Agrigento, che tra l'altro a breve sarà capitale della cultura. Agrigento è una città bellissima, ma purtroppo a causa delle carenze infrastrutturali, perché non abbiamo un collegamento dagli aeroporti con una rete autostradale, diciamo che i treni, anziché essere sospesi, le manutenzioni dovrebbero riguardare il potenziamento, quindi avere maggiori opportunità, maggiori corse che possano fare in modo che i turisti possano arrivare con più facilità. Questo diventa anche purtroppo un problema per i pendolari, perché diverse persone che viaggiano dalla provincia di Agrigento verso Palermo e viceversa si lamentano perché raccontano che anche la sospensione dell'anno scorso, che vedeva questo treno fermarsi a Roccapalumba per poi tornare ad Agrigento, era fatto di bus, spesso si perdevano le corse perché i bus erano troppo pieni. Quindi dico, una volta per tutte, queste reti ferroviarie, non essendoci autostrada, si dovrebbero assolutamente potenziare, perché davvero significherebbe un disastro per la città di Agrigento. E sulle prossime elezioni europee interviene il segretario regionale della CNA Piero Giglione. La politica ascolti le nostre proposte, il servizio. Sulle prossime elezioni europee interviene il segretario regionale della CNA, l'agrigentino Piero Giglione. Un'Europa più forte, coesa e competitiva per affrontare le sfide del futuro, è questo il titolo del documento che la CNA Sicilia ha inviato ai candidati alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo del 9 giugno prossimo del Collegio Isole. Il documento, nato in seguito a un'indagine sui temi europei condotta su un campione di 1.600 imprese, è stato predisposto dalla CNA nazionale ed è suddiviso in 10 punti, su ognuno dei quali sono state formulate diverse proposte: guidare la trasformazione verde, la sostenibilità energetica, equità e competitività, completare il mercato unico, una rinnovata politica industriale europea, accompagnare le imprese nell'era della transizione digitale, integrazione globale, il ruolo dell'Unione Europea nei rapporti con i paesi terzi, costruire il futuro, territori, reti e le infrastrutture, l'evoluzione del lavoro, rafforzare il modello sociale europeo, investimenti adeguati a un nuovo modello economico. Una legislazione verso l'approccio attento alle micro, piccole e medie imprese, dialogo tra le istituzioni, associazioni e governi. Questo quanto scritto nel suo comunicato da Piero Giglione, segretario della CNA Sicilia. Hanno bisogno di un'Europa che ascolti, tuteli e valorizzi il tessuto imprenditoriale artigianale, fatto prevalentemente di imprese di piccole e medie dimensioni, che rappresenta un importante patrimonio non solo produttivo ma anche sociale e culturale.
Sono imprese che portano avanti la storia, le tradizioni dei mestieri, dei nostri territori, capaci di innovarsi e produrre beni di alta qualità e servizi di eccellenza. Per questo, conclude Giglione, riteniamo necessario promuovere un'interlocuzione continua con i nostri rappresentanti in Europa. E sul finanziamento dell'impianto di illuminazione dello Stadio Esseneto di Agrigento, inserito nei fondi di coesione, arriva il plauso dell'onorevole Pisano e degli assessori comunali Piparo, Ciulla, Alfano e del consigliere comunale Gramaglia. In una nota stampa interviene oggi l'onorevole parlamentare Lillo Pisano, affermando come il finanziamento dell'impianto di illuminazione dello Stadio Esseneto di Agrigento è il raggiungimento di un altro prestigioso traguardo. Dopo la nomina di Agrigento a capitale della cultura, la legge sull'aeroporto, la dichiarazione dei teatri agrigentini, monumento nazionale, la legge sulla stabilizzazione dei precari, un altro mio grande obiettivo centrato su cui ho lavorato incessantemente e silenziosamente. Un ringraziamento va al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al suo governo. Gli sportivi della città dei Templi vedranno così realizzato un progetto di cui si parla da decenni ma che nessuno era riuscito a realizzare. Preannuncio, continua Pisano, che arriveranno nel capoluogo ulteriori finanziamenti che verranno utilizzati per opere strutturali importanti, a iniziare da quelli destinati al ripristino dell'arteria stradale della Mosella, che faranno di Agrigento una città più bella, sicura e vivibile. Sul finanziamento del campo di illuminazione dello Stadio Esseneto intervengono anche l'assessore allo sport del comune di Agrigento Gerlando Piparo, Costantino Ciulla e Gioacchino Alfano, e Simone Gramaglia nella sua qualità di capogruppo di Fratelli d'Italia, e affermando come dopo 80 anni di attesa possiamo annunciare con orgoglio e soddisfazione che è stato ottenuto il finanziamento per l'illuminazione dello Stadio Esseneto. Si tratta di un grande traguardo, raggiunto grazie a un impegno costante e a una determinazione incrollabile nonostante le numerose difficoltà e l'incredulità dei cittadini e dei tifosi ormai assuefatti a promesse non mantenute nel corso degli anni. Il progetto di illuminazione dello Stadio Esseneto prevede una spesa di 1.033.000 euro e è stato inserito tra i finanziamenti dei fondi sviluppo e coesione 2021-2027. L'accordo, siglato ufficialmente il 27 maggio al Teatro Massimo di Palermo durante la cerimonia, che ha visto protagonisti il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana. Alla manifestazione hanno preso parte anche i deputati nazionali, senatori, assessori, consiglieri regionali e i sindaci della Sicilia e numerose autorità civili e militari. Di questo importante risultato è frutto della collaborazione a vari livelli istituzionali grazie all'impegno di molte persone. Tra questi vogliamo esprimere un sentito ringraziamento al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Ministro degli Affari Europei, onorevole Raffaele Fitto, e al Deputato nazionale per le politiche dell'Unione Europea, onorevole Lillo Pisano, e al Presidente della Regione Schifani. E domani, giovedì 30 maggio, alle ore 10, presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Palma di Montechiaro, cerimonia di dedicazione della sala conferenze all'assistente capo coordinatore della Polizia di Stato Salvatore Curella, deceduto lo scorso anno. La cerimonia sarà presieduta dal questore Tommaso Palumbo. A Roma 5 poliziotti agrigentini promossi per meriti speciali nel corso del Consiglio per le ricompense per meriti straordinari speciali. Nota del sindacato di polizia MP. 5 poliziotti agrigentini promossi per meriti speciali nel corso del Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali. Su ciò interviene il segretario generale nazionale del maggiore sindacato di polizia, Antonino Alletto, che afferma: sono davvero orgoglioso e felice dell'esito della commissione del Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali tenutasi a Roma. Ben 5 appartenenti alla Polizia di Stato di Agrigento sono stati premiati per essersi distinti in particolari e pericolose attività di polizia. Sono uomini e colleghi che conosco personalmente, afferma Alletto, e so bene con quale spirito di servizio svolgono quotidianamente il proprio lavoro. Un sentimento condiviso perché il riconoscimento ottenuto è il frutto di una particolare attività e per aver rischiato concretamente la propria vita per salvare quella altrui. Proposte premiali importanti ed eccezionali avanzate dal questore di Agrigento Palumbo e suggellate dalla commissione centrale presieduta dal vice direttore generale prefetto dottor Vittorio Rizzi. A questi bravissimi e coraggiosi colleghi
Le mie pubbliche, convinte e sincere congratulazioni. Al plauso si unisce l'intera segreteria provinciale del sindacato MP, guidata dal segretario generale Alfonso Imbrò, che appena saputo la notizia si è congratulato con i colleghi premiati. I nominativi del personale della questura che ha avuto il riconoscimento sono sovrintendente della Polizia di Stato Cosenza Santino, in servizio presso la Polizia Ferroviaria di Agrigento, promosso per merito straordinario, ricompensa al valore e al merito civile. Vice sovrintendente della Polizia di Stato Castaldo Raffaele, in servizio presso l'UPGSP della Questura di Agrigento, promosso per merito straordinario. L'assistente della Polizia di Stato Gallo Calogero, in servizio presso l'UPGSP della Questura di Agrigento, promosso per merito straordinario. L'assistente della Polizia di Stato Sirrao Gaspare, in servizio presso la Questura di Agrigento, promosso per merito straordinario. Quindi l'assistente della Polizia di Stato Vella Damiano, in servizio presso la Questura, promosso per merito straordinario. Questo quanto affermato in un comunicato stampa dal segretario generale del sindacato di polizia MP, Antonino Alletto. Sull'auto di Angelo Onorato spunta un'impronta, aperto un fascicolo per omicidio da parte della magistratura palermitana. La corrispondenza da Palermo. Continuano gli accertamenti della Procura di Palermo sulla morte dell'architetto Angelo Onorato e gli inquirenti proseguono a propendere per l'ipotesi del suicidio. La Procura ha comunque iscritto per omicidio il fascicolo di indagine, un atto dovuto. L'imprenditore è arrivato da solo in auto sul luogo in cui poi è stato trovato morto sabato scorso in Viale Regione Siciliana Nord-Ovest. Lo provano le telecamere della zona che testimoniano che nessuna macchina si sarebbe fermata in quel tratto. Angelo Onorato era preoccupato perché c'era qualcosa che non andava sul lavoro, ne aveva parlato con la moglie, l'eurodeputato Francesca Donato. Nessuna spiegazione specifica però e nessun nome probabilmente per tenere la famiglia al riparo. Onorato era fatto così, dice chi lo conosceva bene, abituato a risolvere le faccende da solo. Lo stesso peso che portava dentro potrebbe averlo spinto ad affidare una lettera all'avvocato tributarista Fabrizio Macchiarella da consegnare alla moglie qualora fosse successo qualcosa di brutto. Una lettera in cui parla di persone sbagliate e gente che mi vuole male, ma che contiene soprattutto parole d'amore per la moglie e i figli. I poliziotti della squadra mobile passano a setaccio la vita dell'imprenditore, la lista di contatti e le telefonate. Il giorno del ritrovamento era andato a prendere un parente in aeroporto, gli ha detto che aveva un appuntamento a Capaci per risolvere una cosa bonariamente, ma non c'è andato. Intanto la testata giornalistica Open ha ricostruito il profilo aziendale dell'imprenditore con le sue ultime operazioni finanziarie. Dalla ricostruzione risulta che la Casa Ambienti per la Vita SRL era un'azienda florida. Onorato possedeva anche una piccola azienda agricola e un'impresa di costruzioni, poi venduta lo scorso dicembre. Il 2 febbraio 2024 poi sarebbe affittato Il 2 febbraio 2024 poi avrebbe affittato un ramo della sua azienda principale a Casa Strasburgo SRL, che appartiene ad un altro imprenditore palermitano, Cristiano Battaglia, con un contratto di affitto per 6 anni, prevedendo il pagamento di un fisso di 48.000 euro annui più una percentuale in base ai fatturati. Prima ovodeposizione del 2024 nelle spiagge agrigentine, la nota di Mare Amico, il servizio. Il 28 maggio Mare Amico ha documentato la prima ovodeposizione nelle spiagge agrigentine di una tartaruga caretta. Tutto è accaduto intorno alle ore 22 tra gli ombrelloni del Lido Caeso a Realmonte, a pochi metri dalla Scala dei Turchi. Un'enorme tartaruga è arrivata in spiaggia ed ha iniziato a scavare il nido. Dopo circa un'ora lo ha ricoperto di sabbia per difendere le proprie uova. Mare Amico ha allertato dunque i volontari del WWF della vicina riserva di Torre Salsa, che si occuperanno del monitoraggio e della custodia del nido. Tra 45-60 giorni circa vedremo i risultati di questo spettacolo della natura.
Nuova edizione di Mangia e Passia, Ioppolo Giancaxio, il prossimo 1 giugno, si inizierà alle ore 17, le interviste ai protagonisti. Nuova edizione di Mangia e Passia, il 1 giugno dalle 17 in poi. Sì, siamo arrivati all'8ª edizione di Mangia e Passia, il festival di strada che vede protagonista non solo il nostro comune, il comune Ioppolo Giancaxio, ma soprattutto Legambiente, che grazie alla manifestazione nazionale Voler Bene all'Italia ogni anno ci permette di raccogliere nel nostro piccolo centro tantissime persone che vengono non solo a visitare il nostro piccolo borgo, ma soprattutto a degustare tantissime prelibatezze. Quest'anno in particolar modo ci saranno tantissimi stand che proporranno moltissime cose culinarie, dai waffle al maialino dei Neighborhood e tante altre cose molto appetitose. Quindi vi invitiamo a partecipare, perché sarete allietati anche da musica fornita e fatta in maniera maestosa e magistrale da Ismaele e tante altre cose che scoprirete solo se verrete a Ioppolo Giancaxio. Legambiente e Ioppolo Giancaxio organizzano il 1 giugno Mangia e Passia, una edizione per quest'anno un po' rinnovata e diversa nei contenuti. Ma più che altro una edizione importante, intanto perché la nostra campagna a cui è legato Mangia e Passia raggiunge quest'anno il 20° anno. Voler Bene all'Italia, la festa della piccola grande Italia, tocca appunto il 20° anno. Per noi è molto importante dare spazio e mettere in valore i piccoli comuni, e quello con Ioppolo Giancaxio ormai da 8 anni in qua si rivela un binomio vincente. Quest'anno poi c'è veramente una gara fra tutti coloro che verranno a proporre le loro specialità. Ci saranno quelle tradizionali che abbiamo sempre avuto tutti gli anni, dal panino con le panelle, con i cazzilli, il panino con la salsiccia, eupanica meusa, insomma tutto quello che fa parte della tradizione del cibo di strada, ma ci saranno anche tante novità. Per esempio quest'anno tornerà nuovamente il pesce con il coppo fritto piuttosto che con il panino con il cappuccetto. Ci saranno moltissimi dolci, perché abbiamo avuto parecchie richieste da espositori che porteranno appunto le loro dolcezze. Il tutto ovviamente sarà accompagnato dalla musica di Ismaele, che è conosciuto ormai a Palermo come il principe del busking, quindi il principe praticamente della musica di strada, e ci saranno anche gli artisti di strada, quelli che proporranno numeri di giocoleria, di clowneria, quindi che faranno divertire grandi e piccini. L'invito quindi è quello di tornare nuovamente a Ioppolo per fruire di questa bella sagra, che ormai è diventata una vera e propria sagra, e di passare un pomeriggio e una serata nel pieno del divertimento. Restituita alla comunità l'Officina delle Tradizioni Popolari Siciliane, luogo del cuore del FAI, che il Val d'Akragas ha donato alla città in previsione di Agrigento, capitale della cultura 2025. Noi abbiamo seguito l'evento. Lello Casesa oggi si presenta all'Officina delle Tradizioni Popolari. Ecco, se ci spieghi meglio cosa vuol dire questa manifestazione di questa sera. Sì, restituiamo alla città l'Officina delle Tradizioni Popolari per una iniziativa voluta dall'amministrazione comunale di Agrigento, dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento, per consentire a turisti, visitatori e scolari di poter visitare in un luogo assolutamente più bello, quale quello della Biblioteca Franco La Rocca, un gioiellino dell'arte popolare. L'Officina racconta attraverso i suoi riquadri un pezzo di storia della città di Agrigento, con il suo Val d'Akragas, ma anche con la storia della sagra del mandorlo in fiore e con gli aneddoti legati alla cultura popolare, impreziosita tutta da un teatrino dell'Opera dei Pupi, che è una delle più antiche tradizioni tramandate dai francesi, è un patrimonio dell'UNESCO, e vuole ancora una volta testimoniare e offrire alla città di Agrigento un momento altissimo di cultura. È uno spazio che il Val d'Akragas ha donato alla città proprio per consentire a turisti, giovani, ragazzi di poter conoscere e apprezzare le tradizioni antiche della città di Agrigento. Sindaco, l'Officina delle Tradizioni Popolari si trasferisce qui presso la Biblioteca Comunale La Rocca
con uno spazio che voi come comune avete messo a disposizione. Sì, l'officina della tradizione comunale dedicata a Gigi Casesa, di Gigi Casesa, quindi il riflesso della famiglia Casesa, si sposta in un luogo di cultura. Se vi ricordate era allocata in un locale angusto, poco accessibile, per niente fruibile. Penso che questa officina merita il valore che ha. La biblioteca La Rocca è un luogo di grande cultura, un fiore all'occhiello per il comune e per la città di Agrigento. Sono contento affinché oggi questa inaugurazione possa essere una dei tanti eventi che sta facendo brillare, tra virgolette, la nostra Agrigento. Uno spazio che è della città perché rappresenta chiaramente la famiglia Casesa e l'affetto che mi lega personalmente ai fratelli Lello, Nino e Rosalinda è sicuramente di antica data, quindi un affetto che c'è prima di tutto come amico e poi per valorizzare quelle che sono le nostre tradizioni e la nostra cultura popolare agrigentina nel ricordo di un grande personaggio che è stato l'amico e il nostro che ben ricordiamo con tanto affetto Gigi Casesa, e per chi non lo sapesse anche mi piace ricordare che anch'io in quel della mia gioventù, quando militai in un gruppo folcloristico, proprio feci parte del Val d'Agregas suonando o provandoci la fisarmonica, quindi un momento importante ed è molto bello per Agrigento perché viviamo sempre, teniamo viva quelle che sono le nostre tradizioni popolari, quindi il mandorlo in fiore o la sagra, il folklore, ma anche le tradizionali feste come quella di San Calogero, insomma un momento che deve essere sicuramente di ripartenza e che è un momento che ben si innesca nel processo di capitale italiana della cultura, e questo significa essere capitale italiana della cultura, portare avanti le nostre tradizioni, tramandarle ai giovani e non farle perdere nel tempo, proprio nel rispetto di quella che è la nostra identità siciliana e agrigentina. Dottoressa Testone, presente come figura istituzionale del Libero Consorzio a questo evento? Sì, oggi abbiamo assistito a questo cambio perché questa era una officina che prima era presente nel locale del Libero Consorzio, adesso sono stati messi a disposizione questi locali del comune. È una testimonianza importante per la città, ma ancora di più per la famiglia Casesa, che da generazioni dimostra sempre la passione per il folklore, facendo parte dei gruppi folcloristici, portando avanti questa tradizione di Agrigento, e che dimostra come l'agrigentino è legato a questi scambi culturali, che adesso al momento odierno è molto più semplice avere la conoscenza delle diverse culture, dei diversi popoli, si viaggia con maggiore facilità, ma è chiaro che quando nascono i gruppi folcloristici ad Agrigento, sebbene io non sia agrigentina e quindi ancora di più posso percepire questo attaccamento bellissimo che gli agrigentini hanno, rappresentava un momento di conoscenza, di approfondimento delle culture. Di suo cugino e temere così con tanto spavento nello sfidarla a duello. Denunciati 2 imprenditori a Bagheria accusati di bancarotta fraudolenza. La corrispondenza. Avrebbero pilotato il fallimento di un'importante società dedita a calzature e abbigliamento di Bagheria, provocando un passivo di quasi 2 milioni attraverso una costante vendita sotto costo di scarpe e vestiti, ma anche il trasferimento di importanti valori aziendali, tra cui anche l'abbigliamento e il marchio. Avrebbero distratto gran parte dei beni della ditta attraverso un'altra società operante nello stesso settore. Per questo la Guardia di Finanza, su disposizione del GIP di Termini Imerese, ha denunciato per bancarotta fraudolenta 2 imprenditori bagheresi e sequestrato preventivamente oltre 360.000 euro. Gli indagati, che avrebbero anche falsificato i bilanci in modo da sfuggire alla liquidazione giudiziale, nascondendo il valore reale delle perdite, sono stati anche interdetti dall'attività imprenditoriale. Ma c'è di più. Uno degli indagati teneva in salotto 3 coppe in terracotta di origine attica, risalenti al V-VI secolo a.C., trafugate dalla collezione del Museo Civico di Roccamena, dove sono state custodite per anni. Dopo il ritrovamento sul monte Maranfusa nel 1987,
La scoperta è stata fatta durante le operazioni che hanno portato al sequestro di diversi rapporti finanziari, di un immobile e di oggetti preziosi per un valore di oltre 52.000 euro, compiute proprio dai finanzieri della compagnia di Bagheria. I reperti archeologici sono stati consegnati alla Sovrintendenza per i beni culturali. L'operazione, così si legge nella nota diramata dalla Guardia di Finanza, si inserisce nel quadro delle linee strategiche dell'azione del corpo volte a rafforzare l'attività di contrasto all'illegalità economico-finanziaria attuata mediante l'aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati, nonché a garantire la tutela del patrimonio artistico e culturale nazionale, la cui integrità risulta essenziale al fine di preservarne l'eredità storica e consentire, attraverso la valorizzazione, lo sviluppo economico delle aree rurali, ove tali reperti sono stati rinvenuti. Linea alla regia per la pubblicità. 48 sindaci del Messinese intervengono sulle modalità di assegnazione dei fondi coesione per la loro provincia. La corrispondenza da Messina. I sindaci di 48 comuni della provincia di Messina insorgono contro la delibera numero 192 del 22 maggio 2024, con la quale la Giunta regionale ha assegnato i fondi per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 per un importo totale di circa 8,2 miliardi di euro da destinare a interventi infrastrutturali nei settori competitività imprese, energia, ambiente e risorse naturali, cultura, trasporti e mobilità, riqualificazione urbana, sociale e salute, istruzione e formazione e capacità amministrativa. Per i sindaci firmatari del documento c'è stata un'assoluta mancanza di concertazione con i territori e le risorse sono state assegnate a soltanto il 40% dei comuni del Messinese e negate a progetti già cantierabili. Rimostranze, evidenziano gli amministratori, assolutamente lontane da qualsiasi forma di speculazione o strumentalizzazione politica di parte e che, al contrario, mirano solo e esclusivamente a salvaguardare gli interessi dei territori e della popolazione. Da una lettera dell'allegato proveniente dalla regione siciliana, si legge in una nota inviata agli organi preposti, si constata la presenza di interventi che erano stati esclusi dalla graduatoria e che adesso prendono sorprendentemente il posto di quelli che erano stati dichiarati ammessi a finanziamento. Eppure tanti dei comuni da noi amministrati, continuano i sindaci dei 48 comuni, hanno riscontrato subito ogni richiesta di trasmissione delle schede volte alla ricognizione dei bisogni, impiegando importanti risorse finanziarie e professionali per redigere e aggiornare le progettazioni riguardanti interventi non ricompresi nell'allegato A1, che risultano di fondamentale importanza per la salvaguardia del territorio e lo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale di ciascuna comunità. Tutto questo appare in netto contrasto con l'obiettivo strategico dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative locali. Siamo invece convinti che le procedure non siano state pienamente aderenti al principio di trasparenza dell'attività amministrativa e per questo chiediamo con forza di conoscere le puntuali motivazioni strategiche e i criteri di priorità adottati dal Dipartimento regionale della programmazione e dagli altri dipartimenti e strutture tecniche regionali per la selezione degli interventi da realizzare mediante le risorse FSC 2021-27. Ci riserviamo inoltre, concludono i sindaci, di formulare richiesta di accesso agli atti amministrativi ai sensi della legge numero 241/1990 e di intraprendere ogni eventuale azione legale a tutela dei comuni rappresentati. Si va verso il processo ai fiancheggiatori del boss Matteo Messina Denaro. La corrispondenza da Trapani. Chiusa l'inchiesta a carico di 3 presunti fiancheggiatori del boss Matteo Messina Denaro, ma per uno di loro, Leonardo Gulotta, recluso in carcere da esattamente 2 mesi, il GIP Alfredo Montalto ha disposto la liberazione, imponendo solo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, poiché a questo punto non c'è più il rischio di inquinamento probatorio. Nello specifico, il procuratore aggiunto Paolo Guido e i sostituti Gianluca De Leo e Pierangelo Padova hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio all'architetto Massimo Gentile, che avrebbe prestato l'identità al mafioso durante la sua latitanza,
consentendogli anche di acquistare un'auto ed una moto, e al tecnico radiologo Cosimo Leone, a cui nel frattempo il Tribunale del Riesame ha concesso gli arresti domiciliari, che si sarebbe invece occupato del capomafia durante il ricovero alla Belaiello di Mazzara del Vallo, dove il latitante era stato sottoposto ad un primo intervento dopo la diagnosi del tumore che poi a settembre scorso lo ha ucciso. Leone, secondo l'accusa, non solo avrebbe cambiato turno per poter essere presente quando il boss era stato sottoposto ad un attacco, ma gli avrebbe fatto pervenire anche una scheda telefonica consegnata dal geometra Andrea Bonafede, altro alter ego del mafioso. La posizione di Gulotta sin dall'inizio è apparsa differente. Il giovane difeso dall'avvocato Gulotta è accusato di essersi intestato un'utenza telefonica poi ceduta a Messina Denaro sin dal 2011, quando era però minorenne. L'indagato si è difeso sostenendo di non sapere nulla di quella scheda e negando ogni rapporto col mafioso anche durante l'interrogatorio di garanzia. Si è tenuta nella diocesi di Acerriale la 32esima giornata sacerdotale mariana organizzata dalla Conferenza Episcopale Siciliana presso il santuario di Santa Maria di Valverde. L'evento ha visto la partecipazione dei vescovi della Sicilia e di oltre 300 presbitori siciliani. La corrispondenza. La giornata sacerdotale è sempre un'occasione bella per noi presbiteri delle chiese di Sicilia e lo è per due motivi. È un forte momento di spiritualità mariana e mettersi alla scuola di Maria è sempre la strada giusta per accogliere nella propria vita il suo figlio Gesù e donarlo agli altri. E il compito di ogni sacerdote è portare la presenza del Signore Gesù, come ha fatto la Vergine Madre. L'altro motivo è un momento di comunione tra di noi, di crescita nella fraternità. E la giornata di quest'anno, la 32esima, avviene durante il cammino sinodale, dove tutti siamo chiamati a vivere un discernimento per poter comprendere le indicazioni che lo Spirito suggerisce e svolgere con fecondità il ministero nelle chiese che a noi sono affidate. Naturalmente la mia gratitudine ai cari confratelli e a chi nel passato appunto abbiamo ricordato come Monsignor Puma, ma l'attuale CPS, Commissione Presbiteriale Siciliana, lavora e porta avanti anche questo accordo corale, sinodale oggi diciamo, delle nostre chiese di Sicilia. Siamo qui appunto per il desiderio di amare, riverire, onorare e seguire la voce di Maria che ci indica Gesù. A Reitano, nel Messinese, uno spettacolare incidente in galleria. Un mini escavatore trancia il tetto di un'auto. Fortunatamente il conducente è uscito illeso. Da Messina il servizio. Poteva avere conseguenze tragiche un incidente verificatosi all'interno di una galleria lungo la strada statale 117 Centrale Sicula. La benna di un mini escavatore ha tranciato il tetto di un'utilitaria, lasciando miracolosamente illeso il giovane conducente. L'incidente si è verificato intorno alle ore 8 di ieri mattina dentro la galleria Santa Marina in territorio di Reitano. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli inquirenti, un giovane di Mistretta alla guida di una Fiat 500X stava percorrendo l'arteria in direzione di Marcia Santo Stefano di Camastra, a pochi chilometri dalla città della ceramica. All'interno della galleria, interessata da un cantiere, ha rischiato la vita. Il transito in quel tratto a seguito dei lavori avviene su una corsia a senso di marcia alternato regolato da un semaforo. Quando il giovane automobilista è transitato per cause in corso di accertamento, il braccio di un mini escavatore impegnato nei lavori si è mosso colpendo l'auto nella parte superiore
superiore. La benna del mezzo meccanico ha tranciato letteralmente il tetto dell'utilitaria, mandando anche in frantumi il parabrezza. L'automobilista solo per pochi centimetri non è stato colpito ed è rimasto miracolosamente illeso, per lui solo tanta paura. Fortunatamente in quel momento nell'auto non vi erano altri passeggeri, perché altrimenti le conseguenze sarebbero state tragiche. La benna del mini escavatore ha infatti raggiunto in pieno il poggiatesta del sedile lato passeggero. Momenti di grande apprensione sono stati vissuti dai presenti, che hanno in un primo momento pensato al peggio. Poco dopo invece lo stesso conducente è sceso dall'auto incredulo per quanto accaduto. Sul posto si sono recati i carabinieri, che avranno il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Per rimuovere l'auto è intervenuta la ditta Soccorso ACI dei fratelli Ruberto di Acquedolci. La cantante Anna Tatangelo sceglie Palermo per un concerto inedito, si esibirà insieme alla sua band e a un corpo di ballo il prossimo 6 agosto al Teatro di Verdura, il servizio di Palermo. Anna Tatangelo riparte dal sud Italia, da sempre risorsa di bellezza del nostro paese, per presentare la sua nuova essenza e la sua necessità di lasciare andare il passato grazie al potere salvifico della musica per rimettersi finalmente in gioco, accompagnata dalla sua band e da un corpo di ballo. Un nuovo live e un nuovo progetto discografico in cui riparte da zero nel suono, nei testi sinceri di un album in lavorazione, come si evince dal nuovo singolo Mantra, uscito sulle piattaforme digitali il 24 maggio. Nel nuovo brano Anna si metterà a nudo come mai prima e lo stesso farà nel concerto del 6 agosto al Teatro di Verdura di Palermo, dove ballerà per la prima volta e il look diventa parte del gioco, che le fa usare l'estetica come parte della narrazione. Perché ha scelto Palermo come anteprima per il suo nuovo progetto artistico? Ma perché in realtà Palermo, come tutta la Sicilia, mi ha dato sempre un grande affetto, un grande sostegno, e in ogni occasione chi mi segue lo sa, ogni volta che sono in Sicilia ringrazio, perché veramente mi hanno aiutato a diventare l'artista e la donna che sono, quindi veramente è un modo per ringraziare tutta la Sicilia e un modo per ripartire con questo nuovo progetto proprio da un ambiente super caloroso, perché ovviamente per un artista è fondamentale avere tanto calore e sentire questo affetto, è benzina in qualche modo per noi, no? Cosa vedremo in più rispetto a quello che Anna Tatangelo ci ha fatto vedere e sentire in passato? Ma tutto diverso, nel senso che abbiamo riarrangiato le canzoni che mi hanno accompagnato in questi anni, ci sarà tutta la parte del ballo e quindi mi cimenterò anche in questo, e sarà un evento, ecco, più che concerto direi proprio un evento. Partiremo il 6 al Teatro di Verdura, magica cornice. Bellissimo, io non vedo l'ora, ti giuro, sono emozionatissima per questo evento, e lo sono anche i miei musicisti che suonano con me ormai da 20 anni e capiscono che questo è veramente un concerto in questo momento storico della mia vita, anche e soprattutto artistico, di cambiamento, di evoluzione, e sono anche loro ovviamente emozionati come me. E questo è tutto per l'appuntamento odierno del nostro TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi sono visibili in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle ore 15 e alle ore 20, con replica alle 9 del mattino, e in tutta Italia sull'LCN del digitale terrestre 268. E questo è tutto per l'edizione odierna e vi auguriamo una buona serata.